Ragazzi, come ben sapete, è da oltre un anno che qualcuno mi perseguita sul mio canale. Quindi diciamo che anche io ho il mio stalker personale. Come molte persone su YouTube, anche io ce l'ho uno. Infatti sono passati quasi più di un anno che questa persona, diciamo, mi perseguita nel vero senso della parola e chiama tutti i giorni e tutte le notti. Quindi diciamo che ho agito per vie legali purtroppo, perché non c'è stato verso di fare ragionare questa persona che dice di essere innamorata di me, che aspetta due gemelli da me. Quindi smentisco a tutti gli iscritti miei, quelli di Elena e quelli degli altri canali di YouTube, che io a questa persona non la conosco. Quindi partiamo da questi ragazzi, che io non conosco questa persona. Questa persona si è presentata solo una volta a casa, è andata da mia mamma e l'ha ingannata facendosi passare per una mia amica, e quindi ha ottenuto il mio cellulare. È venuta sotto casa, gli ho spiegato che non mi interessava la sua cosa di voler stare con me, e quindi l'ha presa a male sicuro. Infatti è oltre un anno che mi scrive messaggi, chiamate, vi dico più o meno 200 al giorno, quindi pensate un po' quante chiamate ricevo al giorno, che poi puntualmente io devo mandare a chi di dovere, quindi giustamente al pubblico ministero, che purtroppo stiamo facendo questa sentenza, questa giustamente questa causa che poi si farà in effetti. Quindi in effetti io a tutti quanti voi dico che io sta persona non la conosco, non la voglio conoscere, la sto bloccando in tutti i modi sui canali di quasi tutti, quindi non so perché agisca o faccia così. Fatto sta che anche l'igiene mentale di Salerno sta in mezzo a questo casino, e quindi a breve ragazzi il problema sarà più che risolto. Quindi mi raccomando, non avete paura di queste persone. Quindi se qualcuno di voi si sente giustamente a paura, può chiamare tranquillamente qui a Salerno e chiedere della situazione come sta. Quindi io ho tutelato tutti i miei iscritti, partiamo da questo ragazzi, che io ho fatto tutto quello che potevo e che succederà fra poco, perché il giudice ha ammonito già questa persona. Purtroppo continua, e quindi ora prenderanno seri provvedimenti. Quindi io dico a tutti voi che, uno, questa persona non la conosco; due, non mi chiamate e mi dite che questa è, mi è arrivata una chiamata in questi giorni che ha detto che io ero suo marito. Ma chi ti conosce? Ma chi ti sa? Ma come ti permetti? Ma io neanche se fosse l'ultima donna del mondo. Quindi ripeto a tutti voi ragazzi, segnalatela a tutti, non avete paura. Purtroppo le persone giustamente non stanno bene, così posso dire, quindi non faccio il nome giustamente di chi è, perché starei a suo gioco, e quindi non dirò chi è. Però se qualcuno di voi ha problemi o ha paura, può scrivermi in privato e io gli manderò il numero dove poter andare senza problemi. Dove sono andato io potrà andare anche lui. Quindi se volete, oppure avete paura di questa che vi perseguita oppure vi fa, non c'è problema ragazzi, chiamatemi in privato e io vi dico dove andare. Purtroppo la situazione è degenerata. Io personalmente non ho proprio paura ragazzi, quindi non me ne importa proprio.
Cioè è più una cosa per voi in effetti che venite a commentare sotto al mio canale e vi insultano. Questa è la cosa che più mi dà fastidio, perché personalmente ragazzi, senza offesa, io non ho la minima paura di queste persone. Quindi partiamo, può venire pure con un esercito, non mi interessa. Mi preoccupa solo il fatto che giustamente vi dà fastidio a voi. C'è uno che mi commenta, un ragazzo che mi commenta, lo dà fastidio, una ragazza che mi scrive. Tutte le ragazze che hanno scritto qualche commento, sai, mi piace il tuo video, sono tutte mie amanti, come dice lei, oppure sono tutte mie, insomma. Partiamo che io sono fidanzato, sto su questo canale per sfizio mio, non cerco nessuno, quindi sono tutte amiche, sono tutti amici qua sul canale, mi diverto con loro a parlare di misteri, del meteo, cose che mi piacciono a me. E quindi ragazzi, ripeto, io questa persona non la conosco, non so come sia arrivata a me, ma questo è lo sfizio che mi voglio togliere, perché è oltre un anno, ripeto, che mi chiama 200-300 volte al giorno. Io poi tutti i giorni devo inviare questa registrazione al giudice, quindi è una cosa che sta andando per le lunghe. Quindi se qualcuno vuole informazioni oppure si sente minacciato da questa persona, può chiamarmi in privato e io le fornirò dove poter andare per difendersi. Anche se ragazzi, non preoccupatevi, perché è proprio, stiamo proprio alla, come si dice, alla frutta, quindi stiamo proprio a termine. In effetti sta rischiando grande, 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 come si dice qua. Quindi questa persona può darsi che prima di Ferragosto, come si dice, si va in montagna, si va al fresco, no? Così si dice quando uno va in montagna, si sta fresco. Così diciamo che starà un po' in montagna a fresco, diciamo così, la facciamo, la diciamo così. Quindi ragazzi, mi raccomando, voi su tutti i canali, su tutte le pagine che avete voi, non fate mai il suo nome e il suo cognome, diciamo la signora, capite? Perché lei si dovrà difendere purtroppo e non potrà farlo. Quindi non insultate, non fate nulla di questo, perché dopo vi potrà semmai rivolgersi contro di voi. Quindi dite sempre la signora, non dite mai il nome e il cognome di questa, come faccio io dico io sul cellulare c'ho scritto la molestatrice, pensate un po'. Quindi quando ho fatto questa diretta io ho detto la stalker, quindi in effetti non ho detto il suo nome, quindi non potrà fare nulla, è un video normale, non ho fatto nome di nessuno, ho detto semplicemente che una persona da oltre un anno mi perseguita, quindi non ho offeso nessuno, non ho detto nulla di male, ho fatto un video normale di protezione delle persone, e quindi questo video non è attendibilissimo al 100%, quindi potrà segnalarlo quando vuole, perché io non parlo di persone, anzi io spero che me lo segnala, così si registra alla polizia postale direttamente pure questo. Quindi ragazzi, ripeto, segnalate, segnalate, perché ripeto, la polizia postale sta registrando, quindi ma non registra a voi, non vi preoccupate, purtroppo sta registrando a lei, purtroppo si è messo in moto tutto un casino di cose, quindi si è messo tutto in moto ragazzi, davvero un casino che ha voluto lei. In effetti io ho cercato più volte di farla ragionare, ma non ne vuole sapere. Quindi ragazzi, come si dice, ognuno è causa del suo male, quindi se uno ha la testa dura, come si dice, pure io quando ero giovane, se facevo qualche azione male mi dovevo aspettare le conseguenze, quindi ognuno, se fa una cosa, ad ogni azione risponde un riflesso, quindi andrà a finire anche così con questa. Quindi
torno a ripetere ragazzi che io non la conosco, quindi non credete alle sue baggianate, che mi conosce, che aspetta due gemelli, che tutte queste baggianate che sta dicendo da un anno. Bloccatela prima, non insultate, non fate nulla ragazzi, bloccatela. Come lei fa account a Google proprio a centinaia, e quindi ragazzi bloccate, bloccatela, fate lo screenshot e mandatelo direttamente come segnalazione su YouTube. Fate la miglior cosa, perché sarà una cosa a breve tempo ragazzi, quindi è quasi finita. Mi dispiace purtroppo per la gente che ci è andata sotto solo perché è venuta a commentare da me, da Elena oppure da altre persone, e quindi non ci azzeccavano nulla. Quindi mi dispiace che hanno preso degli insulti quando non hanno fatto nulla di male. Quindi diciamo ragazzi che questa cosa sta per finire. Purtroppo, ripeto, non è colpa mia, questa è comparsa all'improvviso. Non so chi è, non so da dove viene, non so nulla. Quindi immaginate che domani mattina si presenta uno sotto casa e dice che vi ama. Voi come reagireste? È una cosa assurda, guarda. Però a me è successo ragazzi, come è successo a parecchie persone di YouTube, che molti amici pure miei hanno persone che infastidiscono, quindi le chiamo stalker. Quindi anche io ragazzi, come tutti gli altri youtubers, abbiamo lo stalker personale, che poi sono stato sempre esplicito, a me non interessa nemmenissimo, lontano, non ci penso proprio, quindi si mettesse l'anima in pace, anzi fra poco se la metterà bene bene l'anima in pace. Quindi ragazzi, chiunque vorrebbe spiegazioni o altro, ma non spiegazioni, si vorrebbe sentire un po', diciamo, può chiamare direttamente a Salerno. Poi se qualcuno vuole il numero in privato mi contatta, tanto non provare a contattarmi tu perché io so i numeri di tutti, quindi automaticamente puoi fare quanti account falsi vuoi. Io conosco tutti gli 80.500 iscritti, quindi so ogni sera con chi parlo. Ragazzi, vi auguro una buona serata. Questa era una cosa che volevo fare già da tempo, però una cosa brutta da dire, da fare, però ho voluto chiarire delle cose, perché qualcuno può dire ma Peppe non fa nulla, questo non fa nulla. No, io semplicemente ragazzi l'ho fatto qua per voi, perché io personalmente non temo proprio questa persona, mi fa ridere solo a me. Però giustamente, avendo un canale, avendo una cosa così, devo proteggere i miei iscritti. Per questo io l'ho fatto ragazzi, perché io sto aspettando che viene sotto casa, figuratevi, per me è come andare a nozze. Quindi quando vuoi venire io sto qui, Viale della Repubblica numero 1. Ciao Massiacca, ciao, buonasera. Stavamo dicendo della signora che dà fastidio da oltre un anno, se sei entrata adesso, e che continua a chiamare centinaia di volte al giorno. Ho detto a tutti di non scrivere nomi e cognome sotto ai video oppure nei commenti, perché questo è quello che vuole, quindi noi la chiameremo semplicemente la signora, così non potrà andare e dire quello mi ha fatto a me, ha detto questo, quello mi ha detto quello mi ha insultato. Quindi la cosa più buona è parlare bene, questa è la cosa principale. Quindi ragazzi, non avete paura, bloccate subito, come vedete che lei è facile ragazzi, non vi preoccupate, dopo 2 o 3 giorni è più forte di lei, si fa sgamare. Guardate sempre gli account, sono foto sbiadite, oppure hanno l'omino diverso da quello dell'originale, quindi è facilissimo capire chi è, perché lei fa la fotocopia dell'account, quindi è una foto più sbiadita. Quindi se vedete la foto, faccio un esempio mia, poi ne vedete una mia più sbiadita,
A parte che potete vedere gli iscritti e vi rendete conto chi è, quindi già dagli iscritti ci sta chi ce n'ha 28, chi 26, lei di solito ne ha 0, quindi è facile proprio, quindi sì, sì, Michele, guarda, è una cosa ridicola, guarda. Io ti giuro, quando sono andato giù qui a dire sta cosa non mi hanno creduto, anche perché il posto dove vivo, ragazzi, non è un posto, diciamo, tranquillo. Quindi se tu vai qua e scendi lì e dici guarda così così, a Matirno è venuto uno così così, dicono ma ve lo fai? Pensate, non mi hanno voluto credere la prima volta, perché qui sopra, ragazzi, non viene nessuno, credetemi. Qualcuno su Google può scrivere Matierno, si rende conto dell'ambiente che è qui. E fortunatamente io sono un bravo ragazzo, sono uno che ha sempre lavorato, anche stando in un ambiente particolare. Io ho sempre lavorato da piccolo, sono andato all'estero, fuori, a Torino, in Germania, Finlandia, in tutta l'Europa, e ho sempre lavorato. Poi gli altri amici, giustamente, ognuno prende le sue strade, però io rispetto le loro volontà, qui ognuno è libero di fare che vuole. Quindi quando tu vai a dire una cosa di questa giù, a dire vedi che a Mariano sono venuti a dire questo e questo, anche a loro viene da ridere, perché qua non viene nessuno, ragazzi. Credetemi, è come se andate nei quartieri spagnoli a Napoli, è come se andate a Marsiglia, al porto di Marsiglia, è come se andasse a New York nel Bronx, uguale. Quindi è stato anche ridicolo dire una cosa così, però l'ho fatta per i miei iscritti, che giustamente io sono anni e anni che faccio questa cosa, quindi sto cercando un po' alla volta di fare più iscritti possibili, e lei invece sta cercando di togliermeli. Quindi diciamo che io l'ho fatto per gioco, questo qua dello youtuber, poi è diventata una cosa più seria e sto cercando di metterla su un piano migliore. Però non voglio che anni e anni di sacrifici vadano in fumo per colpa di questa persona. Sì, sì, ma Michele, guarda, il problema è che, ripeto, qui non viene di sicuro. Qui tutti quanti, io purtroppo giustamente qui vivo siamo 8 condomini e ci sono i bambini, e io ho dovuto avvertire tutte le mamme che stanno qui, e ti posso garantire che scenderanno tutte quante, quindi non conviene a nessuno venire qui a bisticciare con uno di noi, perché qua scendono tutti. Qua non stiamo a nord, qua stiamo a sud, ragazzi. Se qui arriva qualcuno da fuori e bisticcia con qualcuno del nostro quartiere, qui scendono a centinaia da sopra, non scende uno. Quindi qui non viene nessuno, ragazzi. Quindi i bambini devono stare tranquilli, e non vogliamo persone qui che possono essere, diciamo, strane, come questa persona che è venuta qui e ha incominciato a infastidirmi. Quindi tutto il mio quartiere conosce la storia, sa che se la vedono la fermano direttamente loro. Sì, sì, Michele, guarda, io te lo ripeto, qua è un'altra realtà, Michele, qua è come nei film qua. Certe volte qualcuno mi dice, ma è come nei film? Sì, purtroppo quei film sono verità in effetti, ragazzi. Quindi non è, purtroppo, ognuno poi sa chi è nato a Roma, chi è nato a Milano, chi è nato... io sono nato qua purtroppo, che posso farci? Quindi però io sono una brava persona, vado a lavorare, vivo giustamente in un ambiente un po' particolare, che l'ho sempre detto io, però io faccio il mio lavoro e quindi proseguo per la mia strada, lavoro sempre, vado a fare le fiere e mi ritiro. L'ambiente qui è particolare, quindi
non conviene a nessuno venire qui e provare a insultare qualcuno diciamo del nostro quartiere, perché qui è come Napoli, scendono tutti quanti giù. Se adesso qualcuno bisticcia in questo momento, può stare sicuro che scendono un sacco di gente da sopra. Allora, finché bisticciano tra di loro, ragazzi, la storia finisce lì. Ma se è uno di fuori, scendono tutti. Perché qua vogliamo stare tranquilli, quindi non vogliamo gente da fuori. Quindi se non sei del posto, te ne devi andare. Quindi se sei di qua, di Matierno, tu puoi stare qui. Anzi, ma anche se non sei di qua, però sei una persona corretta, qui ti aprono le porte, ti danno il caffè, ti offrono il caffè, perché qua a sud, senza offesa, siamo brave persone, nel senso che qui stiamo con le porte aperte ancora, ragazzi, non vengono a rubare da noi, quindi noi qua stiamo tranquilli. Però ragazzi, ripeto, qui tutti per uno e uno per tutti, quindi qua non puoi toccare nessuno, perché ti faccio un esempio: se adesso bisticcia qualcuno sotto da un mio amico, io scendo e vado ad aiutarlo senza problemi, come so che lo farà lui con me e come so che tutti lo faranno. Se sono due amici, allora noi giustamente dividiamo la situazione di non farli bisticciare, però se uno di fuori viene a infastidire uno di noi di qua, si mette male la situazione. Perciò quando sono andato a fare questa cosa, ragazzi, diciamo questa cosa da questura di Salerno, si sono messi a ridere. Mi sono messo anche un po' a vergogna perché non mi credevano. Quando hanno sentito il luogo dove abitavo, non a me hanno creduto. Ho dovuto far vedere tutte le telefonate, tutte le cose. Sì, Michele, qua è così, funziona così, purtroppo è diverso, una situazione diversa qua. Qua purtroppo la signora di fronte ti bussa, mi serve un po' di caffè, glielo dai. La signora di sotto non ci manca il pane, glielo mandi. Cioè qua è un'altra realtà, ragazzi. La signora di fronte c'ha il marito che sta in carcere. Si fa una colletta, ragazzi, e la si aiuta a fare la spesa. Purtroppo questa è altra realtà, ragazzi. È una realtà diversa da voi. Voi siete abituati diversi da qua. Qua è un altro proprio mondo. Ma non un mondo in senso che siamo cattivi, no? Purtroppo la nostra vita è così. Se una signora c'ha il marito che purtroppo non sta qui e sta a carcere, ragazzi, noi nei giorni di Pasqua oppure nelle feste facciamo 10 euro ciascuno e aiutiamo la signora affinché non esce il marito. Quindi l'abbiamo fatto un sacco di volte e lo continueremo a fare. Purtroppo ci aiutiamo uno per l'altro, perché oggi può capitare a te, domani a un altro e via dicendo così. Quindi diciamo, ragazzi, che la realtà è diversa moltissimo. Quindi io ripeto, non ho proprio paura di questa persona, a me è più una cosa per i miei iscritti che vengono offesi continuamente senza motivo. Quindi perché prendersela con i miei iscritti quando poi io sono fidanzato? Quindi nessuno di quelli che mi scrive, ma non ci penso neanche proprio. Quindi sono tutti amici e amiche. Quindi se quindi non so che dire, guarda, è una cosa davvero che non mi è mai capitata, però l'ho fatto più per una cosa dei miei iscritti e per guardare il mio canale, ragazzi, questa cosa qui, perché sinceramente fosse stato per me, io ma figuratevi. Però giustamente vi ripeto, sono anni che faccio questo canale e non voglio buttare 15 anni solo perché uno mi vuole dare fastidio, e quindi ho dovuto prendere provvedimenti, perché facendo così fa andare via persone dal mio canale. Forse questo è il suo scopo, non lo so, forse è geloso che ho 80.500 persone, questo non lo so, oppure, no, oppure non lo so il motivo, ragazzi, perché una spiegazione ci deve stare. Allora devo vedere qual è la verità, e quindi oramai
abbiamo quasi concluso tutto, diciamo, tutto il capitolo e quindi a breve giorni sarà tutto finito, quindi finalmente vedremo che dirà stavolta quando si troverà al fresco. Vedremo se parlerà o non parlerà, il perché agisce in questo modo. Ci trovai, non puoi dire che sei innamorata, non esiste. Io non ti conosco neanche. Quindi ci sta un motivo sotto che io non conosco, ragazzi. Forse è geloso per il fatto che c'è tutte queste persone iscritte. Non lo so, ragazzi. Allora, non c'ho il fisico, che ne so, di un giovanotto di 20 anni, ho 43 anni. Non ho i soldi, quindi non sono ricco. Quindi non vedo perché una donna che dice di avere soldi, di avere tanti uomini, perché debba interessarsi di me. Cioè, sono una persona normale, anzi sono il tipico meridionale con la pancia, quindi non sono il fisico atletico oppure muscoloso e cose, sono una persona normale, quindi una persona tipica del sud, quindi sono una persona normalissima. Ripeto, non ho i soldi, quindi non sono ricco, quindi non ne vedo il motivo di questa cosa, questa fissazione, questa cosa. Quindi sì, sì, ma vedi che la procura è un anno che sta indagando, eh? E ti dico che è uscito fuori anche l'igiene mentale di Salerno, quindi la cosa si è fatta veramente seria, Michele. Figurati che pure io ho dovuto fare una visita purtroppo mentale all'istituto per vedere diciamo, il mio stato mentale che è uscito ottimo, quindi ho dovuto fare quiz, rebus, sai queste cose enigma, i quiz tipo quando vai a fare il soldato, comporre figure. Sì, sì. No, una signora che diciamo da più o meno 12 mesi mi chiama 100-200 volte al giorno, mi ha minacciato un sacco di volte, diciamo mi molesta tutti i miei iscritti, diciamo così, e quindi giustamente mi fa perdere anche iscritti a me. Mo' non so se lo fa di proposito o non lo so, il motivo non ve lo posso dire perché non lo so davvero, ragazzi. Però non vedo giusto perché debba molestare le persone del mio canale oppure di altri canali addirittura. Cioè ci sta un'altra signora che viene molestata, ma perché? Quindi si è messo in moto qua polizia postale, polizia normale, igiene mentale, cioè ma vedi un po' uno che deve fare, cioè ma si può, cioè io ho provato, guardate, più volte ho provato a convincerla a finirla, di terminare questa cosa, di lasciare stare, proprio per non continuare questa cosa perché sinceramente a me non piaceva fare questa cosa, cioè di andare che poi perché al sud voi sapete come la pensiamo, noi l'ultima cosa è proprio andare, ma non perché uno non vuole andare dalla questura, ma diciamo che noi non facciamo queste cose, però purtroppo sono stato costretto perché giustamente ci sono 80.500 persone da difendere qua, non una, perché purtroppo tutti quanti sono state vittime di queste persone e quindi ho dovuto per forza prendere perché qualcuno addirittura voleva denunciarmi a me. Qualcuno mi ha chiamato e mi ha detto tua moglie mi minaccia. Io ho detto ma quale moglie? Io non ho moglie, quindi pensate un po'. Quindi diciamo ho dovuto agire per forza maggiore. Quindi diciamo ragazzi un casino nel casino. Comunque ripeto a tutti quanti ragazzi, io non la conosco, né voglio conoscerla, non ci tengo proprio, non credete a tutto quello che vi dice, bloccatela come la vedete, tanto quella incomincia a parlare, subito vi ricordate, pensate che lei incomincia a dire gemelli, queste cose qua, quindi è lei, incomincia a dire Giuseppe Melchiorre, queste cose così, quindi ragazzi bloccatela subito, perché
se no vi guasta il canale, quindi bloccate. Non esitate, senza perdere tempo, un iscritto in meno non fa nulla, ragazzi. Quindi ragazzi, quello che dovevo dire ve l'ho detto, era già tempo che volevo dirlo. Quindi a breve questa persona starà molto fresco, vabbè fa caldo quindi ci dice pure, e quindi vedremo qual è il vero motivo di tutto ciò. Ci dovrà stare un motivo, gelosia di quel canale, non lo so, ma io questi 80.500 persone sono 15 anni che sto qui su tubo, quindi non credo, ma e poi gelosia di che qua mica si guadagnano i miliardi, ragazzi, quindi non lo so, quindi è tutto scuro, non si sa, ragazzi, un motivo vero non ce l'ho neanche io, non ce l'ha nessuno veramente, quindi se saprò il motivo, ragazzi, sarete i primi a saperlo. Quindi ragazzi vi auguro una buona notte. Questo è un video che volevo già fare da tempo, però ho aspettato, quindi però ultimamente stiamo ancora peggiorando e quindi è meglio farlo ora, quindi l'ho fatto. Quindi ragazzi, ogni volta segnalate, se qualcuno ha uno screenshot me lo può mandare a me e io poi lo consegnerò a chi di dovere. Quindi già ora vi posso dire che mi ha chiamato 139 volte in questo momento mentre sto parlando con voi, quindi già ora io ho 139 chiamate bloccate sul mio cellulare, perché siccome ce l'ho bloccata però le telefonate le vedo, cioè il telefono non suona, però vengono archiviate le sue chiamate e i suoi messaggi che dopo vado a controllare, registro e mando al giudice, e ogni giorno mando sulla PEC del giudice. Quindi vedete un po' uno che deve fare. Un giorno è arrivato a fare 440 chiamate in una notte, pensate un poco, non so come fa però ci riesce. Ragazzi, buonanotte a tutti e ci aggiorniamo al prossimo video, sperando che la prossima volta vi do una bella notizia, dai. Ma domani devo andare in tribunale, quindi domani mattina mi tocca di nuovo riandare lì, e con questo calore qua si schiatta davvero, quindi domani ci attende un'altra giornata, meno male che devo andare tardi e non presto, così potrò fare almeno 2 o 3 video di mattina. Ciao a tutti ragazzi e ci aggiorniamo.